Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina. 1° ottobre, momento ufficiale di inaugurazione della nuova casa di riposo di Rosolina, col simbolico taglio del nastro che fino a quest'estate le normative anti-Covid-19 non avevano permesso di programmare. La residenza sanitaria assistenziale Rosa di Venti di Rosolina è una struttura che ospita anziani ultra 65enni, dispone di 120 posti letto, dei quali 96 convenzionati e suddivisi in comode ed ampie camere doppie, tutte con bagno e doccia. All'interno dell'RSA viene data importante rilevanza all'attività fisioterapica, logopedica, educativa e psicologica. Lo staff si avvale della presenza di medici qualificati in ambito geriatrico e di infermieri che si occupano dell'assistenza sanitaria, mentre l'attività di ristorazione è interna in quanto la struttura dispone di un'ampia, moderna ed attrezzata cucina. Signore, benedici questo luogo, benedici le persone qui vengono assistite, il personale che li accompagna e li segue, la direzione di questa struttura. Aiutali tutti a vivere a servizio di queste persone che hanno bisogno di essere accolte in un momento di grande fragilità fisica, psicologica, affettiva. Siano gli anni belli della loro vita, prima del grande passaggio verso l'Eterno. La tua benedizione scenda su tutte queste persone in questo luogo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.